Morella Lobello, mancano ormai poco meno di 10 giorni al voto, si infiammano anche gli animi, ieri è stata attaccata anche pesantemente da qualcuno dei suoi avversari. Beh, pesantemente, insomma, attaccata perché qualcuno non capisce, dice non capisce come mai c'è questa grande coalizione. Questa non è, c'è questa coalizione che sembra, qualcuno l'ha definito un inciucio. Non solo non lo è, questa è una coalizione che alla luce del sole, non è come gli accordi che in questo momento si fanno sotto banco, fra chi professa di essere, diciamo così, il primo cittadino dalle mani pulite per poi magari le mani sulla città rimettergliele nuovamente. Crediamo invece che questa sia una coalizione assolutamente trasparente, dal PD al FLI, passando per l'MPA e l'API, 5 liste che mi sorreggono la volontà di governarla questa città con grande assoluta trasparenza. Non è un gioco di ricchi che si mettono insieme, fanno una coalizione e hanno cambiato gioco. Invece che giocare, non lo so, a qualche gioco di società, decidono di volere governare questa città. Questa è una coalizione che ha la volontà, la voglia di farlo con serietà, di farlo con trasparenza, di farlo con quelle regole definite in cui ognuno metterà la propria esperienza, ognuno metterà la propria capacità del fare. Al sindaco uscente che rispetto ai grandi numeri, e lo vedremo, insomma, questo parco dell'Addolorata oggi viene consegnato, domani verrà ristrutturato, dopodiché sarà consegnato, e su questo bilancio fatto, non fatto, finto, vero, insomma, falso, chiedo a Marco Zambuto, insomma, facciamolo Marco un confronto sul tuo bilancio e facciamolo magari con due esperti, tenuto conto che forse che né tu né io siamo due ragionieri del bilancio, però il bilancio del comune, vogliamo fare chiarezza, gli agrigentini devono sapere quanti soldi ci sono, come sono stati spesi, quali entrate e quali uscite. Credo che rispetto a questo, perché no, un momento di confronto in cui al centro siano i numeri, perché se è vero che i numeri di questa città, il bilancio di questa città ne stabilisce anche il suo futuro e anche le condizioni per poter dare risposta al precariato e risposte allo sviluppo, facciamolo.